Ciao avventurieri e benvenuti in questa nuova motoavventura. Come potete ben intuire dallo scenario circostante, sto percorrendo la strada statale 125 in corrispondenza delle cave di Orosei. Oggi infatti, in compagnia dei miei amici Enrico e Giovanni, che mi seguono in sella alle loro rispettive moto, siamo diretti a Calagonone per esplorare la cosiddetta Galleria Ezza, ovvero il primo traforo che collegava questa suggestiva frazione turistica al vicino comune di Dorgali, a cui fa capo. Andiamo avventurieri, per arrivare a questa antica galleria ora percorreremo lo spettacolare Passo Littu. Ecco avventurieri, adesso svoltiamo per la grotta di Spinigoli, perché come prima tappa scenderemo a Calagonone percorrendo il Passo Littu, la prima strada di accesso che collegava Dorgali a Calagonone, appunto. Una serie di tornanti a picco sul mare favolosi. Dietro Giovanni e Enrico che mi seguono. Guardate che panorame già, queste rocce calcaree. Oggi visiteremo la zona di Dorgali, vedrete che panorami. Vi lasciamo il video per la grotta che trovate sul mio canale. Qualche paio d'anni fa ho fatto le riprese, bellissima zona, se non l'avete vista visitatela perché merita veramente quella grotta. Ma oggi continuiamo perché l'obiettivo di oggi è raggiungere la Galleria Ezza, sarebbe la vecchia galleria che collegava il centro di Dorgali a Calagonone. E ovviamente noi ci accederemo dal versante orientale, per poi affacciarsi su quello occidentale. Proseguiamo per Calagonone, l'altra strada conduceva alla spiaggia di Cartoe. Cerchiamo anche il gruppo che se non si perde e ci incamminiamo verso il Passo Littu. È un po' ventoso oggi, speriamo di riuscire a fare le riprese. Qui c'è anche il museo Sabba Frisca da visitare, un giorno vedremo a visitarlo. Oggi saliamo per scollinare a Calagonone. Ecco, sta iniziando il Passo Littu, guardate qui la strada si fa cementata. Stiamo salendo il Passo Littu, tra un po' vedrete lo spettacolo una volta scollinato il monte su Calagonone. Forse qua è più riparato e riesco a fare anche una ripresa. Qui ci sono vari sentieri di trekking, ovviamente. Andate cauti perché è abbastanza trafficata la strada, stamattina sembra di no. Ecco qui, guardate, ora si apre la veduta verso il mare. Wow, è pazzesco questo passo.
Vedo il viso di Giovanni, bello emozionato. Ora ci fermiamo nel punto panoramico, guardate che meraviglia, un luogo spettacolare. Accaparriamo il punto panoramico ora e ci sentiamo la dronata. Allora Giovanni, com'è? Ho detto Giovanni adesso sarà allibito dal panorama quando fa la svolta. Assolutamente sì. Ecco che arriva Enrico. Beh, com'è stata la svolta verso il mare? Bello, bellissimo lo stacco qui sopra. Ecco che arrivano tutta una serie di biker. Tutti a piedi. Guardate avventurieri, siamo fermi qui al punto panoramico di Calagonone con Enrico e Giovanni e ora sentiamo la dronata. Bene avventurieri, ora ripartiamo su un'altra bella KTM, scendiamo verso Calagonone e andiamo alla nostra seconda meta, la Galleria Ezza. Ecco Giovanni e Enrico che percorrono il Passo Littu per la prima volta, sono rimasti incantati da tanta bellezza. Ecco Enrico.
Calagonone e poi saliamo quel versante, in pratica la vecchia galleria d'accesso da Gorgale a Calagonone. Guardate che spettacolo questo panorama e l'immensità del mare, è favoloso questo passo, cioè qualcosa di strepitoso. È bello vederlo sul video anche con il drone, ma proprio percorrerlo è tutta un'altra musica. Arriva questo profumo di salsedine, questa visuale spettacolare che è difficile da descrivere, uno dei luoghi più belli in assoluto. Bello anche da fare in bici. Vedete, stiamo uscendo da Calagonone e prendiamo la direzione SP26 per Dorgali. Guardate queste rocce scavate dall'erosione, sono spettacolari. Vari siti nuragici e dolmen, ma noi puntiamo alla nostra galleria oggi. Arrivando al chiosco, è proprio da qua che imboccheremo lo sterrato che ci conduce alla vecchia galleria. Bene, siamo arrivati al punto panoramico di Calagonone, lasciamo qui i nostri mezzi e visto l'ora adesso andiamo a mangiare al chiosco qui, chiosco Montelongo. Andiamo affamati. Guardate che bello il panorama lì dietro, anche da qui. Ecco qui il nostro chiosco, da dove si entra di qua forse. Panorama spettacolare, chiosco Montelongo. Qui faremo la nostra sosta pranzo. Guardiamo il pranzo del giorno, io il pulled pork, questi sono panino con pecora, Spezzatino di pecora e crema di patate e pecorino. spiegazione tecnica, e anche questo. Poi abbiamo la birra di Baunei, una birra fruttata particolare, e buon appetito. Bene, ora saliamo per la galleria Ezza, vediamo un po' come va. La strada non dovrebbe essere così male.
anche Giovanni con la Moto Guzzi, vediamo se riusciamo ad arrivarci. È ancora più su. Belli stretti. Ecco, siamo arrivati alla galleria. Sì, è questa, sì. Arriva anche l'Hydroconverse. Eccolo qua. Anche l'Aquila è arrivata, hai visto? Allora, avventurieri, siamo arrivati in cima all'ingresso della vecchia galleria Ezza, costruita a cavallo tra prima metà del 1800 e la seconda metà del 1800. Siamo con Cerden, il TTR, ed è salita anche l'Aquila di Giovanni Milli. Ora facciamo un salto di 200 anni indietro e percorriamo l'antica via d'accesso che collegava Calagonone a Dorgali. Siete pronti? Ma era stata scavata dall'uomo o è naturale? Sì, no, è stata scavata dall'uomo. Iniziamo il percorso allora verso l'altro versante del monte. Questa galleria è lunga circa 115 metri ed è stata scavata dall'uomo, sì. La prima via d'accesso tra Calagonone e Dorgali. Guardate, ci sono ancora i segni delle perforazioni. Questa l'avranno fatta molto piccola, a scalpello addirittura. Inquadriamo gli altri avventurieri che mi seguono nell'ombra. Guardate che spettacolo. Questa è opera dell'uomo, però non della natura. Adesso dall'altro lato vedremo il versante occidentale del monte verso Dorgali. Stiamo arrivando all'uscita, spettacolare, la luce si fa più intensa di nuovo. Ma anche nei cortili delle case, di 50 anni fa abbandonate lì nei cortili delle case. Wow, guardate, si domina il paese di Dorgali. Chissà perché fanno questo. Guardate, qui c'è il segno di una prima perforazione che è andata male e poi hanno continuato di qua. Guardiamo il cartello. Vedete, galleria Ezza, lunghezza 115 metri, costruzione 1838-1860. Siamo sul versante occidentale di questo monte. Qui c'è il sentiero selciato che conduce giù in paese. Si scala de homines, significa la scala degli uomini, perché era un percorso che poteva essere fatto solo dall'uomo senza i carri, vista la notevole pendenza.
Bene, ora riscendiamo verso Silana, da queste parti, non andare al bar Silana, sarebbe un sacrilegio, ormai siamo qui. Guardate ora come facciamo questa curva, vediamo Calagonone, spettacolare anche da questo versante. Siamo al di sopra del chiosco in pratica. Questo è il chiosco dove abbiamo mangiato, si mangia divinamente. La galleria è sempre invitante per fare gli scoppiettini. Facciamo uno dei passi più belli della Sardegna. SS 125. Giorno verremo ad esplorare il Chegno di Corruppu, una delle prossime tappe sarà quella. Qui hanno rifatto il manto stradale, ora si fila via che è un piacere. Che dirupi, spettacolare questa strada. Anche sulla sinistra, guardate che spettacolo, una strada favolosa con un manto stradale fatto a nuovo da poco, ultimamente
invece che ero passato era un po' macchioso, invece è praticamente una pista. Stiamo arrivando al bar più famoso per i motociclisti. Vedere queste gole è davvero emozionante, è un panorama spettacolare. Ecco qua, stiamo arrivando al bar Silana, c'è un bel po' di gente qua, sempre è moto di ogni tipo. Mettiamo di qua. Allora avventurieri, siamo arrivati al passo Silana, siamo al bar Silana, guardate cosa c'è di moto, è sempre una concessionaria a cielo aperto qua. Ora vi faccio una carrellata, anche due capretti al pasco che stanno venendo a vedere le moto. Iniziamo la carrellata, guardate, questi sono i nostri tre mezzi. C'è un po' di tutto, prendiamo una ad una. Questo bellissimo Venture 1290, Filia Tuono, Super Boost, una K1300, questa è la nuova Suzuki GSX-1000, una bellissima KTM 892. Andiamo a farci un drink al bar Silana. Siamo passati Bene avventurieri, anche questa nuova motoavventura termina qui al bar Silana. Mi raccomando, se anche questo video vi ha emozionati lasciate un like, condividetelo con i vostri amici ed iscrivetevi al canale per non perdere le prossime entusiasmanti destinazioni. Ciao!